4 aule per 341 postazioni, di cui una stanza altamente tecnologica con 58 PC. Taglio del nastro per la nuova sede di medicina e chirurgia a Treviso ed esattamente in zona Fiera. Da settembre 362 studenti dal primo al sesto anno saranno accolti in questo nuovo polo universitario. Un corso che per noi significa tante cose, spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Una crescita di Treviso dal punto di vista universitario, avere la possibilità di far conoscere a studenti di medicina la realtà dell'ULSS numero 2 e poi avere la possibilità che questi colleghi, futuri colleghi, scelgano Treviso. Questo è solo l'inizio, spiega, perché entro 2 anni sarà realizzato il campus universitario all'ex Vetrelco. Tanti giovani studenti che hanno partecipato alla cerimonia, molti di medicina, altri iscritti ai corsi di prestazione sanitaria. In totale sono oltre 1200 studenti. Occasione questa per tornare a parlare delle liste di attesa, ridotti i tempi, ha spiegato il presidente della regione Luca Zaia. Stiamo recuperando, visto e considerato che le dico che la categoria dei 30 giorni un anno fa, a giugno, aveva 128.000 persone in attesa di un appuntamento. Oggi in questo istante vi annuncio ne ha 17.000, quindi vuol dire che la nostra squadra, il nostro team Veneto sta veramente lavorando alla grande. Considerate che non si trovano medici, in Veneto ne mancano 3.500 e in Italia 50.000. Botta e risposta sul numero chiuso alla facoltà di medicina e chirurgia, impensabile aprire completamente, spiega la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli. Non parliamo di numero chiuso ma numero programmato. Programmato cosa significa? Che bisogna programmare e può essere modificato di anno in anno proprio in base alle esigenze della richiesta di nuovo personale medico. Noi negli anni abbiamo aumentato moltissimo il numero di accessi a medicina e chirurgia. Fino a pochi anni fa avevamo 320 posti, adesso sono più di 600, per cui l'abbiamo veramente raddoppiato. Si tratta veramente di programmare, aprire completamente con le regole di qualità della didattica che ci sono ad oggi è veramente impensabile. Non reggeremo più la qualità richiesta non soltanto nel nostro paese ma a livello europeo, ha terminato la rettrice. Il problema è già stato risolto, perché dal prossimo anno non ci sarà più e ci sarà una selezione con lo sbarramento, è esattamente quello che accadeva in passato all'università.